Sarà illustrato mercoledì 22 marzo in sede di Sesta Commissione Consiliare il progetto di legge 96, di cui il consigliere Centenaro Lega Liga Veneta è il primo firmatario, in cui viene chiesta l'istituzione della giornata ecologica regionale. Il parere favorevole al progetto di legge è già stato dato dalla seconda commissione e dal Consiglio delle Autonomie Locali. Si tratta di un progetto ambizioso che renderebbe la Regione del Veneto ancora più sensibile nei confronti dell'ambiente in questo periodo in cui le tematiche ambientali e l'economia green sono particolarmente percepite dall'intera società. Secondo il consigliere Centenaro è giunto il momento in cui tutti i comuni del Veneto devono riunire le proprie iniziative legate alla sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti l'ambiente in un'unica grande giornata. La proposta mira a istituire quindi la giornata ecologica regionale, una giornata da celebrare annualmente in una domenica tra i mesi di aprile e giugno, volta a sensibilizzare i cittadini del Veneto e a promuovere una cultura che rispetti l'ambiente e a combattere l'inquinamento. Durante la giornata ecologica andrebbero messe in pratica iniziative per favorire la sensibilizzazione e la crescita di una consapevolezza sui temi dell'ambiente, del clima, dei cambiamenti climatici e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Queste permetterebbero di convergere l'opinione pubblica sulle tematiche della sostenibilità per analizzare la situazione attuale e proporre soluzioni concrete. Sarebbe una giornata in cui tutti sarebbero invitati a prendersi cura della terra o a fare qualcosa che possa contribuire a un cambiamento. Potranno essere coinvolti gli enti locali, gli enti gestori dei servizi ambientali, associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e istituti scolastici di ogni ordine e grado, e le iniziative godrebbero del patrocinio regionale e dell'utilizzo del logo. Il consigliere conclude la presentazione spiegando che sarebbero ammesse le iniziative di pulizia delle plastiche o quelle dirette a realizzare ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della giornata, e promuovendo le azioni di volontariato si andrebbe a promuovere la figura di volontari per salvaguardare parchi e riserve e qualsiasi proprietà e indisponibilità dell'ente locale.